tante le parti del corpo che ignoriamo e molti i muscoli che non riusciamo a comandare. Muovere le dita dei piedi, la lingua, gli occhi o ogni altra parte del corredo muscolare potrebbero sembrare azioni inusuali da eseguire con una voce guida e invece fanno parte di un nuovo metodo che può produrre potenti effetti terapeutici riequilibrando il sistema nervoso centrale e il sistema neurovegetativo. Si tratta dell'antiginnastica, un metodo pedagogico che aiuta a sciogliere la muscolatura e che non ha niente a che vedere con la ginnastica. È un lavoro sul corpo che si fa con il corpo, guidato dall'esperto, per scoprire la ricchezza infinita delle combinazioni dei movimenti che il corpo può fare, la ricchezza infinita che sta nella potente dotazione muscolare di ogni corpo umano e per scoprire che questa potente dotazione muscolare è anche spessissimo un archivio prezioso di storia e memoria di ciascuno di noi. Più che curare, insegna a prendersi cura di sé e a prendersi cura di sé attraverso la conoscenza del corpo. Ci si riunisce in piccoli gruppi e si parte dalle necessità che ognuno sente di avere. Abbiamo male alla nuca? I piedi sono uno strumento portentoso per risolvere i dolori alla nuca. Abbiamo il respiro corto? La schiena ci può insegnare a liberare il respiro. Abbiamo male alle spalle? La lingua è un ottimo compagno di lavoro per sciogliere dolori e rigidità alle spalle.